trovarmi qui oggi con notizie migliori. Il fatto è che ci troviamo seduti qui perché questa sarà la sua ultima settimana di lavoro. Secondo lei che cosa dovrei dire loro? Quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni inizialmente? E quando avrebbe smesso per tornare a fare quello che la rende felice? Lei ha un'opportunità, Bob. Questa è una rinascita. Se non per lei, lo faccia per i suoi figli. L'amministrazione ti vuole fuori di qui entro stasera. Sì, ma che tipo di liquidazione l'amministrazione è pronta ad offrirmi, considerate le informazioni che ho sul nostro direttore editoriale che si paga le fiche con i soldi della compagnia? Che cosa vuoi? 1 anno di stipendio con le indennità di servizio. Non accadrà mai. Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi. Faremo a meno di lei. Signor Rafferty... Siediti, Bob. Arrivo subito al punto, ragazzo. È tutto legato ai prezzi in questo periodo, Bob. Che cosa mi vuole dire? Devo cercare di tagliare le spese. E dove posso tagliare le spese? Beh, la prima cosa da ridurre è il costo del lavoro. È il tuo posto che viene considerato in esubero, Bob. È importante ricordare che non è della persona che ci priviamo, ma del suo posto. Perciò ci vediamo costretti, per ragioni strettamente economiche, a rinunciare alla sua preziosa collaborazione. Visto? È arrivata stamattina. Riconoscono l'alto valore della mia missione, ma poi improvvisamente mi cacciano via dopo anni di lavoro. Riduciamo l'organico. Vabbè, niente di nuovo, sono decisioni prese da tempo, no? Ho qui una blacklist. Un elenco di candidati. Candidati per cosa? Sei anche tu nella lista, Umberto. Sono? Dopo il risultato di oggi non mi lasci altra scelta. No, non mi puoi mandare via, Francesco. Io sono il migliore nel mio campo, io sono... Brown è desiderato per comunicazioni urgenti. Sei desiderato per comunicazioni urgenti. Oggi c'è l'impiegato del mese. Finora quanti ne hai presi? Ah, non te lo dico. 9. Larry Crown in coperta? Le nostre strade si separano. Non vorrete licenziarmi? Avete visto? Ho perso il posto! Scioperate! Scioperate, operai, compagni! Perché voi siete delle persone speciali e fate un lavoro speciale. E allora forza ragazzi, e diciamo buongiorno all'opportunità di questa nuova, splendida giornata. Buongiorno!